Pace bene figlioli, pace bene peccatori. Io sono Padre Nino della Chiesa dei Due Cappuccini, più cornetto, 2,50 euro. Sì, purtroppo in questo periodo di pandemia non si sposa quasi più nessuno, non ci sono quasi più battesimi e quindi ho deciso nella sacrestia di aprire una gelateria, rosticceria, pasticceria. E così sia. Tutti insieme, figliuoli. Amen. Ieri, ve lo devo dire, cosa mi è successo. Purtroppo mi tagliarono l'acqua e rientrai in chiesa. E siccome ieri dovevo fare un battesimo, ci restò sacrestano, la mi acquittarammo la fiore. Si stava accattando confezione d'acqua. L'ultimo moneto mi buttò l'acqua frizzante. E come ho preso il bambino e la buttavo in fonte battesimale, l'ho alzato e ho detto: ecco a voi nenuzzo, un picciretto con una rottura non mi sono tutti i cannelli dentro la chiesa. Cosa che se non mi guarda e mi fa pace, ha visto che peccato. Io guardo le cesse, tu hai visto che rottone. Tutti insieme, figlioli. Amen. Ieri mentre mi facevo le preghiere dentro la chiesa entra una ragazza sui 30 anni, una ragazza bella, ne capiamo, no? E mi fa: padre, mi deve aiutare. Disse: sì, figliola, se posso a bello cuore. Padre, ogni sera mio marito arriva a casa tutto ubriaco e non vuole fare mai l'amore. E io glielo giuro qui davanti a lei. Se lui stasera ritorna a casa ubriaco e non vuole fare l'amore, io domani mattina apro la porta e vado col primo che incontro. Padre, cosa devo fare? Ci disse: tu non a fare niente. Romane mateno vai solo a tora papa e te mi trovi bello scennicchiato un nuovo pianerotto. Per penitenza figliola tre Ave Maria e stasera mandiamo a tuo marito che tu faccio ubriacare come una scimmia. Tutti insieme figlioli. Ieri mentre stavo posteggiando la mia macchina, un'auto utilitaria, un BMW, si avvicina un picciotto e dice: padre, ci mi devo votare. Dice: padre, voglio lasciare mia moglie. Dice: questo è peccato. Sì, padre, però l'ho incocciata che mi tradiva. Dice: ma sicuro? Sì, padre, mi suo figlio non ha stanzialetto. E dimmi figlio, dice: padre, ho chiamato il falegname per fare aggiustare le porte e l'ho ingocciata che faceva l'amore con mia moglie, lui per farsi perdonare non si è fatto pagare. Poi ho chiamato l'idraulico per aggiustarmi il bagno e l'ho ingocciata che faceva l'amore con mia moglie, lui per farsi perdonare non si è fatto pagare. Padre, mi aiuti, cosa devo fare? Disse che qui ci si chiama proprio il bianchino e ti fa pettare a casa, tanto è gratis. Per penitenza figliolo tre Ave Maria e dice a tua moglie che stasera la vengo a confessare a casa. Tanto è gratis. Tutti insieme, figliolo. Ieri mentre mi trovavo fuori che stavo lavando le piante davanti alla chiesa, stavo arruciando, diciamo, le piante, mi arriva un picciotto con un carro armato. Scende tutto memetizzato, tutto così, camminava così. Se dimmi, figlio, padre, ho peccato, se dimmi, figlio. Padre, io sono un militare, sono tornato dopo 3 anni da una missione e ho trovato mia moglie incinta di 6 mesi. Prima ho pensato male di mia moglie, poi ho capito che è stato un dono del Signore. Padre, lei che ne pensa? È stato per un dono del Signore? Ci sì, figliolo, è stato un dono del Signore. Del Signore rutezzo piano. Sì, tutti insieme, figliolo. L'altra volta finalmente ho fatto un matrimonio dopo tanto tempo, avevo un matrimonio, io cristiano per un nuovo bacio, ma anche i piccoli per comprare le ostie. Ci sono cristiano, ci stiamo a qui tarammo la fiore. Trovai un gaibano sguidato un nuovo frigorifero, l'ho affettato e fece le ostie. Ma la cosa brutta è stata quando ho dato la comunione e c'erette l'ostia, la mangiare lo sposo. La signora concettina meschina intollerante al latte. Ce ne sceva l'occhio fuori davanti rossa la schiuma, ce ne sceva in mocca cari un terra tesa chiamò sacristano e ci disse: chiama l'ambulanza che la signora che sta male, risponde un marito la signora e mi fa pace, non si facessi fatte sua che questa volta è una volta buona che male vira avanzi. E con 400 euro fece matrimonio e funerale. Che fai? Lasciamo, c'è crisi. Ora vi lascio figliolo perché devo andare a confessare perché il peccato è peccato. Pace bene figlio.